Inizio con un ricordo, che è un ricordo di Giulia Cecchettin e Vanessa Ballan. Vanessa peraltro rappresenta un caso recente e stiamo parlando della 108ª vittima di femminicidio. Penso che con Giulia qui dal Veneto sia nato qualcosa di straordinario, nel senso che è un big bang della storia, una presa di coscienza della nostra comunità ed è anche una volontà da parte nostra di fare ancora di più, nonostante quello che comunque già si fa. Vi ricordo che il Veneto ha 39 sportelli. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a Palazzo Balbi, il governatore ha voluto iniziare rendendo omaggio a due giovani donne uccise barbaramente in poco più di un mese di distanza una dall'altra nella nostra regione, evidenziando come la legge vada rivista. Puntare il dito contro una legge che probabilmente ha bisogno di essere tagliandata, ha bisogno di essere ancora più incisiva, tutelante nei confronti della donna. Abbiamo capito che nonostante sia stato attivato nel rispetto della legge il codice rosso, poi alla fine colui che era oggetto di questa attenzione si è rivelato l'omicidio di Vanessa. Molti i temi toccati da Zaia, dalla strage del bus di Mestre in cui hanno perso la vita 21 persone, al maltempo che più volte ha colpito il nostro territorio. E diciamo che il Veneto quando va in difficoltà ci va per le inondazioni, ci va per le frane, ci va per smottamenti importanti. E diciamo che noi continuiamo con le opere, perché le opere sono una vera soluzione, lo abbiamo dimostrato durante l'ultima alluvione, però c'è ancora un grande fronte che è quello del Piave, cioè il bacino idrografico del Piave, che deve essere messo in sicurezza. Ma l'incontro è stata anche l'occasione di un importante annuncio. Vi do una notizia, no? È Natale. Il 29 di dicembre, cioè la prossima settimana, apriamo la Pedemontana. E quindi apriremo gli ultimi 22 km e 300 metri. E vuol dire che questa infrastruttura non sarà completata perché manca il casello. Faremo Malo Montecchio Sud, stiamo parlando di un massiccio importante, non è che facciamo un pezzetto di strada, sono 100 km di strada, 36 comuni attraversati, trevigiani e vicentini, 14 caselli. È l'infrastruttura che ha il pedaggio più basso tra le nuove infrastrutture in Italia. Ma questo, dice Zaia, è anche l'anno dell'autonomia. Finalmente una legge che va in Parlamento e viene in fase di approvazione al Senato, ma poi anche l'anno delle Olimpiadi, perché comunque quest'anno è il giro di boa delle Olimpiadi e noi siamo sede olimpica, questo dobbiamo ricordarci. E conclude: che sia un Natale di serenità, da trascorrere con le persone care, che si amano in famiglia, ma fatemi fare anche un grande augurio alle persone che non sono perfettamente in salute, quindi un doppio augurio di buon Natale e di pronta guarigione.